Amici di Recta Sport, un buon pomeriggio da Roberto Carta. Oggi siamo in diretta dal comunale Isarranas di Tertenia. Prosegue il secondo torneo Benedetto Piras organizzato dal Comitato Regionale Sardegna e dedicato alle rappresentative regionali Under 15. Prosegue il girone A, oggi con la sfida tra Sardegna e Piemonte Valle d'Aosta. Adesso però siamo pronti, è iniziato Sardegna Piemonte Valle d'Aosta, subito in avanti il calcio d'inizio della Sardegna. Combinazione sulla destra e palla in verticale per Calamita che riallarga il gioco ancora sulla corsia di destra, palla al limite dell'area, torna Calamita, controllo, tiro in porta, la risposta di Lodo, poi sulla respinta arriva il gol immediato di Filippo Ortolano. Non è passato neanche un minuto, il Piemonte Valle d'Aosta è già avanti. Ottima combinazione sulla destra, poi dal lato debole sulla respinta è arrivato il tap-in vincente di Filippo Ortolano. Sardegna abituata a giocarle corte, lo fa anche in questo caso. Tocco dietro per Troisi, mette dentro il cross, bello per il colpo di testa da parte di Nicolò Scano. Bellissima azione della Sardegna, arriva il gol del pareggio al minuto 19. Segnato Nicolò Scano, puntuale all'appuntamento con il cross perfetto di Troisi. Recuperata Sanna, tocco in verticale per Concu, prova ancora a puntare, palla buona per Manconi, posizione regolare, se la porta sul sinistro, viene chiuso, tocco dietro per Zucca, riesce il controllo Federico Troisi. Va da Manconi, prova ad andarsene via, la mette in mezzo a rimorchio e arriva il 2-1 della Sardegna, la ribardata Valco Bellanza. Grande azione con Manconi che se n'è andato sulla destra, l'ha messa in mezzo per Marco Bellanza che porta avanti la rappresentativa sarda. Larghissimo Barbero, servito il numero 4, può mettere dentro il cross, prende il fondo, palla a rimorchio, traversa clamorosa, colpita da Palumbo e poi allontana il pericolo la Sardegna. Calcio di punizione sulla tre quarti, a favore della Sardegna, proteste del Piemonte Valle d'Aosta. Per questo contatto, punizione già battuta in area di rigore, arriva il 3-1, la firma di Federico Troisi che permette alla Sardegna di raddoppiare, colta completamente a sorpresa la difesa del Piemonte Valle d'Aosta, non ha perdonato la rappresentativa isolana. Calamita pensa al tiro dalla distanza per scaldare subito le mani di Cocco, palla alta sopra la traversa. Non c'è più tempo, la Sardegna batte 3-1 il Piemonte Valle d'Aosta e si prende il primo posto nel girone A del secondo trofeo Benedetto Piras.